maestro ci ha introdotto alla magia. Anche noi vi proponiamo un'altra magia, anzi la propone il maestro Detto Mariano, diciamo una magia spazio-temporale. Non dico di più, voglio che... Dopo queste premesse, cosa doveva succedere? È successo questo. Allora, aspettiamo l'inizio del filmato. Io sono a Roma, sto recitando con Erika Blanc sul Lago Dorato, però vi saluto e vi leggo una poesia. Non è Leopardi, non è Dante Alighieri, non è Carducci, ve lo dirà lui chi è, e si chiama Da ragazzo. Adesso ve la leggo per salutarvi. Da ragazzo pensavo che la morte non fosse una cosa seria. Comunque non mi riguardava. Pensavo che i grandi fossero troppo grandi per essere stati un tempo come me, bambini. Non credevo che gli aerei potessero cadere. Non credevo che le guerre fossero storie vere. Non credevo che le guerre fossero storie vere. E credevo che il Natale fosse una festa senza distinzione di colore. Senza distinzione di colore. Pensavo alla tristezza come a un gioco dei poeti, alla vita come il più bello dei sogni più segreti. Poi ho capito cos'è il dolore, che l'uomo finge di essere buono e invece mente, senza alcun pudore. Da ragazzo avevo tanti sogni, ma non si sono avverati. E il mondo che ora vivo non è proprio quello che avevo sognato. Avevo tanti sogni, non si sono avverati. Comunque, erano bei sogni. E io li ho avuti. Grazie al maestro Detto Mariano, come avete visto l'ho accompagnato qui dal vivo con noi. Il filmato registrato da Arnoldo Foà, che non poteva essere qui con noi questa sera perché appunto sta recitando, come avete sentito. Non dico di più.